O Portual a mattina e ora, a mesione argento, ma a sera è chium. Eh sì, l'arancia è digeribilissima se mangiata nella mattinata, ma è pesante la sera. Però oggi parliamo di Portual. Vi siete mai chiesti perché in lingua napoletana sia l'arancio, l'albero, che l'arancia, il frutto, vengono detti Portual? C'entra la storia di Napoli? Ve lo spiego io. In lingua napoletana o Portual entra continuamente delle locuzioni del popolo napoletano. Ma perché Portual? Beh, ci sono almeno 3 lingue che rivendicano l'origine etimologica del termine. C'è una leggenda che lo vuole addirittura francese e sia Portuà. Sì, pare che durante il decennio francese 1806-1815 si racconta che i francesi donassero alla popolazione delle arance dicendo Portuà e quindi i napoletani le chiamavano Portual, ma in realtà è poco credibile. Una versione più credibile vuole invece che ci sia il termine Portogallo, la nazione, il Portogallo. Sì, perché nel 500 dal sud-est asiatico, dalla Cina, arriva l'arancia in Europa proprio grazie ad alcuni marinai portoghesi e d'altronde anche in altre nazioni l'arancia viene detta Portogallo appunto, ma la versione più convincente è che l'origine del nome sia naturalmente greca. Ancora oggi in Grecia l'arancia è detta Portokalos, Portocalia, quindi dato che noi siamo una città greca, voi sapete che 2700 anni fa questa colonia di greci che venne da Cuma per fondare il primo insediamento abitativo di quello che sarà la città di Napoli, insomma, e la chiamerà Partenope in omaggio alla tomba della sirena Partenope. La città è greca e i greci ci hanno lasciato un'eredità gastronomica ma anche letterale, quindi sicuramente Portual dal greco. Quando gli aristocratici, gli snob, i nobili napoletani non vogliono mischiarsi col popolino basso, hanno una locuzione che utilizzano ogni tanto, sì, siamo tutto Portual. Sì, in realtà la locuzione nasce da una leggenda del secolo scorso, secondo la quale un carico d'arance cadde nel porto di Napoli, cadde a mare, le arance galleggiano, ma eravamo proprio vicini allo sbocco di una fogna, quindi c'erano un sacco di escrementi e anche gli stronzi galleggiano. Ed ecco perché gli stronzi, vistisi in mezzo a queste arance, cominciavano a dire «Ah, siamo tutto Portual». L'arancia più diffusa in Italia è sicuramente la varietà tarocca, quella siciliana, ma noi in Campania non ci facciamo mancare niente. Gli agrumi della costiera amalfitana sono straordinari. Il succo d'arancia con le arance della costiera ha proprietà organolettiche straordinarie, ma anche la buccia ha delle proprietà curative eccezionali e poi, perché no, anche il fiore d'arancio ha proprietà mistiche, magiche e forse pure un po' afrodisiache. Beh, tenetelo a mente perché qua alla fine siamo tutto Portual.